Su un campo allentato dalla pioggia e con visibilità ridotta per la nebbia, il Mistretta ritrova la vittoria contro il Città di Galati, confermandosi in zona playoff. Gli amastratini passano al primo affondo quando al minuto 4 Gambino di testa anticipa tutti, mettendo alle spalle di De Francesco il pallone che spiana ai suoi la strada verso la vittoria. Per l'attaccante di casa si tratta della seconda rete in maglia bianco-azzurra. Il Città di Galati però non ci sta e dopo una conclusione da fuori messa in angolo dalla difesa mastratina, gli ospiti acciuffano il pareggio dal successivo corner grazie a Fogliano che impatta bene di testa battendo D'Amico e ristabilendo la parità. Ma è una gioia che dura appena 10 minuti per il Galati. Infatti al 23esimo il Città di Mistretta rimette la freccia con Ducure che risolve in mischia col destro, facendo così Mistretta 2 Galati 1 e per Ducure si tratta dell'8ª rete in campionato. I locali provano a chiudere i conti ma le conclusioni di Salerno non sortiscono l'effetto sperato. Padroni di casa che lamentano anche un possibile rigore sullo stesso Salerno, il signor Castrovinci dice di no. Poi le Città di Galati si riaffacciano avanti ma le conclusioni di Frisenda prima e Fogliano poi non centrano lo specchio della porta. Prima dell'intervallo il Mistretta a centimetri dal 3-1, nell'occasione però la difesa ospite si salva in angolo. Nella ripresa è ancora il Mistretta a cercare la via del gol ed è Salerno a provarci 2 volte ma le sue conclusioni non vanno a buon fine. Poi Ducure di testa chiama De Francesco alla respinta e successivamente il destro da fuori area di Rinaldi è salvato dalla difesa avversaria. Gli sforzi degli amastratini vengono premiati però al minuto 67 quando Salerno col sinistro mette alle spalle di De Francesco il pallone che vale di fatto il 3-1 per i suoi, mentre per il bomber di casa si tratta della 19ª rete in campionato. Locali che avrebbero anche la chance del poker ma campo di testa e Salerno col destro non centrano lo specchio della porta. Con questo successo il Mistretta sale in classifica a quota 35 punti e si conferma in quinta posizione, mentre il Città di Galati rimane fermo a 17 al quartultimo posto.